Dopo l'inchiesta della Procura della Corte dei Conti, la vicenda di Sisal Woman and Cinema, quella di Cannes, insomma, per capirci, che dovrebbe pubblicizzare la nostra regione con una mostra fotografica al Festival cinematografico francese, potrebbe finire sotto i riflettori anche della Procura della Repubblica di Palermo. Sul caso non è stato ancora aperto un fascicolo, ma i PM, coordinati da Maurizio De Lucia, potrebbero decidere di approfondire l'assegnazione diretta sulla gestione dell'evento alla società lussemburghese Absolute Blue, un affare per cui la regione siciliana ha impegnato ben 3,7 milioni di euro che non è passato attraverso una gara, una circostanza che potrebbe indurre la magistratura palermitana ad accettare se ci siano le sermi di reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, reato previsto dall'articolo 353 del bis del codice penale. Presentata anche un'interrogazione e una mozione all'Ars e chiesta una cabina di regia per il coordinamento delle spese. Intanto in merito interviene il presidente della regione Schifani, che afferma come io e l'intera giunta, all'interno della quale discutiamo di tutto, ignoravamo l'adozione di questi provvedimenti che fanno parte, è vero, di una programmazione triennale portata avanti dallo scorso governo, ma che sono sfuggiti alla sottoposizione della Giunta. Già giovedì scorso una mia nota ha chiesto chiarimenti all'assessore per acquisire il fascicolo e per le valutazioni sugli aspetti di questi fondi utilizzabili per la promozione turistica. Nel rispetto dell'autonomia assessoriale avrei preferito però avere una cognizione preventiva. Attendiamo, continua Schifani, questi documenti per una valutazione complessiva di carattere tecnico e politico e verificare se la Regione con questo contratto abbia acquisito le proprie tutele nei confronti di eventuali inadempienze da parte di questa società sulla quale faremo delle verifiche attente per conoscere la consistenza patrimoniale. Si tratta di un fatto che avrei preferito non fosse successo. I siciliani hanno problemi ben più gravi, continua Schifani, rispetto alle polemiche e vogliono essere guidati da un governo che affronti i problemi come ho cercato di fare io in questi primi 2 mesi, dando non solo sicurezza ma evitando litigiosità, contrastando il caro biglietti, assicurando un profilo di crescita in una terra in cui l'economia stenta a causa di procedure burocratiche vischiose che sto tentando di velocizzare. In merito al Festival di Cannes e alla mostra fotografica interviene il Movimento 5 Stelle affermando come poltrone lussuose e soprattutto costosissime, una TV color spaziale, almeno a giudicare dal prezzo fuori mercato, e la ciliegina sulla torta, la spesa faraonica per una mostra fotografica a Cannes, su cui ha acceso i riflettori anche la Corte dei Conti. La sensazione che se ne ricava è quella di una sorta di assalto alla diligenza, affermano i rappresentanti di 5 Stelle alla Regione, e per giunta in tempi di vacche magrissime che non permettono di trovare fondi sufficienti per le associazioni meritorie come quella di Biagio Conte. Ad affermarlo è per tutti il capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, che sulla questione Cannes ha presentato per conto dell'intero gruppo parlamentare un'interrogazione per conoscere le motivazioni che siano alla base dell'affidamento di un importo così elevato in favore di una società estera, perché questo sia stato concesso senza gare e soprattutto quali siano i benefici che otterranno i siciliani da questa spesa. E sulla vicenda della mostra fotografica a Cannes interviene anche il Partito Democratico. Nello Di Pasquale afferma come si faccia luce su altre spese che riguardano il settore della comunicazione e dell'assessorato al turismo, degli oltre 400.000 euro per gli spot su un programma RAI alle fatture pagate per circa 1,5 milioni che sarebbero state già liquidate alle TV di Stato nel dicembre del 2022, passando per la faraonica campagna televisiva all'iniziativa Sisisil e per le spese pubblicitarie pari a 1.300.000 euro per la concessionaria Mediaset Publitalia 80. In merito intervengono anche i coordinatori regionali per la Sicilia di Sinistra Italiana, affermando come i fondi per la promozione turistica vengono sperperati in modo opaco, nel metodo completamente errato, nel merito dalla Regione.